Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. Ore 12 scatta l'allerta, ma non per tutti. Testato in Sicilia il nuovo sistema di allarme pubblico nazionale. Servirà per avvisare le popolazioni in caso di gravi emergenze imminenti o in corso. Alcuni cellulari però non sono stati raggiunti dal messaggio. Operazione antidroga Siracusa, sgominata piazza di spaccio, 16 misure cautelari, 10 arresti. L'organizzazione era gestita da 2 cugini, pusher attivi, senza soluzione di continuità. Attentato intimidatorio nel cantiere del raddoppio ferroviario sulla Catania-Palermo. In fiamme l'escavatore di una ditta subappaltatrice. I sindacati invocano più controlli. Adela e le donne indifese, ha aperto un'inchiesta sul suicidio della 32enne romena impiccatasi a Riesi dopo aver denunciato il suo ex per violenze e minacce di morte. Si ripropone il tema delle tutele per le vittime di molestie. Scoppia la protesta della polizia penitenziaria in servizio al carcere di Trapani. I manifestanti denunciano una situazione esplosiva, appena 68 agenti per oltre 500 detenuti. Recuperati dai fondali di Pantelleria i resti di un caccia della Seconda Guerra Mondiale, inabissatosi a 30 metri di profondità nel 1943. Spettacolari le immagini dell'operazione congiunta di Aeronautica, Regione Siciliana e Guardia Costiera. E 40.000 a Messina per il concerto di Tiziano Ferro, fan provenienti da ogni angolo della Sicilia. È tutto esaurito allo stadio Franco Scoglio per un evento atteso da 3 anni. Bentrovati. Alle 12 in punto di questa mattina i telefoni cellulari dei siciliani hanno vibrato o suonato, oppure tutti e due. Che cosa è successo? Si tratta di un test che in futuro potrà essere di prezioso aiuto in caso di calamità naturali e con Marco Gullà siamo andati nella sala operativa della Protezione Civile per seguire l'esperimento. Ore 12, sicuramente anche il vostro telefono cellulare avrà ricevuto questo messaggio di test del nuovo sistema di allarme pubblico nazionale. Un segnale distintivo, diverso da quello delle notifiche che di solito si ricevono. It Alert, questo è il sistema di allarme pubblico nazionale testato per adesso in 5 regioni, tra cui in Sicilia. It Alert consentirà di informare direttamente la popolazione in caso di gravi emergenze imminenti o in corso, maremoto, collasso di una grande diga, attività vulcanica, incidenti nucleari o emergenze radiologiche, incidenti rilevanti in stabilimenti industriali o precipitazioni intense. È il nuovo sistema di allerta nazionale che serve a contattare i cittadini con minuti, ore di anticipo rispetto a un evento calamitoso prossimo che potrebbe colpire una determinata area geografica. Vado subito all'esempio che abbiamo vissuto in Sicilia. Terremoto catastrofico della Turchia, mi pare il 5 febbraio, 5-6. Subito è scattato l'allerta terremoti e maremoti e preavviso, quindi alle 4 di notte è arrivata una mail a tutte le sale operative dell'Italia meridionale di un prossimo maremoto sulle coste ioniche della Sicilia e della Calabria intorno alle 8:30. Arriva alle 4 di notte, come si fa a avvisare la popolazione? Ovviamente difficile, è stata avvisata in molti comuni con i vigili urbani, porta a porta, senza la possibilità invece di un avviso diretto tramite un segnale acustico. Un sistema che potrebbe salvare tante vite. Nel caso in cui si dovesse essere malauguratamente un maremoto, ci sarà scritto allontanarsi dalle aree costiere, dalle aree depresse, oltre 1 chilometro, spostarsi nelle aree alte del territorio. La sperimentazione di oggi è importante perché serve a capire se il messaggio arriva a tutte
le utenze. A Catania alcune persone allertate dal messaggio hanno telefonato al 112 per chiedere informazioni su cosa stava accadendo. Chi ha ricevuto il messaggio dovrà compilare il questionario sul funzionamento del sistema al sito www.italert.it. C'è anche chi non ha ricevuto il messaggio. La Protezione Civile sta infatti facendo dei test per capire in quali zone dell'isola Italert non è arrivato. E noi siamo andati a vedere le reazioni della gente nel momento in cui il telefono appunto ha suonato per tutti o quasi. Stupore, ironia e ottimismo. Eva Spampinato. Ma cosa è successo? È un messaggio di prova, un test Cosa? di protezione civile. Ah, di protezione civile. Cosa è successo? Ancora niente, per fortuna. Meno male, speriamo niente. Ore 12 in punto, mercato di Catania. Il telefono suona all'improvviso e lo fa per tutti allo stesso modo e nello stesso tempo. È il suono distintivo di IT Alert, il nuovo sistema di allarme pubblico nazionale che oggi viene testato in tutta la Sicilia. Questo è un messaggio di test del sistema di allarme pubblico italiano. Va bene, ok, stai tranquilla. Chi era al telefono? No, era mia moglie che gli è arrivato anche a lei, a tutti quanti. Tra le bancarelle del mercato la gente viene interrotta durante le spese. Qualcuno con grande stupore, altri invece già preparati all'evento. È la prima volta che vedo un messaggio del genere e sta arrivando a tutti. Eravamo stati avvertiti dalla protezione civile, Cosa ne pensa di questa nuova tecnologia? cosa molto utile. Questo sarà un messaggio standard che arriverà in caso di terremoto, maremoto, eruzione vulcanica. La trova una cosa utile? Per me sì, utilissima. Almeno siamo pronti a scappare. Siamo a Catania, l'ironia non può mancare mai, anche di fronte a situazioni di presunta emergenza. Io l'ho cancellato perché non lo sapevo, quindi siccome arrivano tanti messaggi, ma cosa mi potrebbe succedere di più di stare vicino a loro? Qualche disgrazia non penso. Siccome di tecnologia io capisco poco, e allora ho preso il telefono, che è successo? Ma un po', insomma, mi sono reso conto invece che era un messaggio che avevamo mandato. Mio nipote, zio, uguale a me, si sono rotti i telefoni, invece no. Non tutti hanno ricevuto il messaggio allo stesso momento, qualcuno non lo ha ricevuto proprio. Il messaggio che è arrivato, questa cosa che suonava, mia figlia l'ha ricevuto. Lei non l'ha ricevuto? No, io li ricevo dal cielo i messaggi. La Sicilia è tra le 5 regioni italiane a prendere parte a questa esercitazione di protezione civile nazionale. 2 scosse di terremoto sono state avvertite nel Messinese questa mattina nella zona di Cesarò, la prima alle 6,7 di magnitudo 4, la seconda pochi minuti dopo di magnitudo 2. Le scosse sono state registrate dall'Istituto di Geovulcanologia a una profondità di 19 e 24 km, non sono stati registrati danni. La squadra mobile di Siracusa, coordinata dalla DDA di Catania, ha azzerato una piazza di spaccio che operava nel rione Santa Panagia a Siracusa. 16 le persone coinvolte, 10 quelle finite in carcere. I pusher erano attivi senza sosta. 3 kg di cocaina più 28 di hashish, ma anche marijuana. È la droga sequestrata a Siracusa nel corso di un'operazione della Polizia di Stato coordinata dalla DDA di Catania. Avrebbe fruttato oltre 1 milione di euro. 16 i destinatari dell'ordinanza firmata dal GIP del Tribunale Etneo, 10 sono finiti in carcere, per 6 invece è scattato l'obbligo di dimora. Sarebbero stati 2 cugini, Agostino e Pasqualino Urso, a gestire l'organizzazione. Ad aiutarli più di un braccio destro, prezzo e quantitativo da movimentare tra le direttive impartite. Per rifornire i magazzini andavano in trasferta anche fuori regione a Reggio Calabria. Ma la droga arrivava anche da Palermo. I corrieri cittadini avevano il compito di trasportare la sostanza stupefacente dai luoghi di custodia alla base operativa. I pusher erano sempre attivi anche la notte e facevano i turni per assicurare la droga ai clienti. Il fortino, nel rione Santa Panagia, era collegato a un'associazione per delinquere specializzata nel narcotraffico. La grande piazza di spaccio, però, era tenuta sott'occhio già dal novembre 2017. Per i 16 la giornata è stata segnata dalle sirene. Attentato incendiario domenica notte a un mezzo di una ditta impegnata nel raddoppio ferroviario della Catania-Palermo. I sindacati lanciano l'allarme chiedendo più attenzione sui subappalti. Lorena Dolci.
Sono arrivati di notte, hanno preso di mira uno dei mezzi del cantiere della ditta Anastasi, questo escavatore, e gli hanno dato fuoco. Era domenica notte. L'allarme ai carabinieri solo all'alba, all'arrivo dei primi operai impegnati nel raddoppio della linea ferroviaria Catania-Palermo. L'escavatore era al lavoro su questo cantiere, siamo nella tratta ferroviaria Bicocca-Catena Nuova, siamo a pochi chilometri dal centro di Catena Nuova, in un punto che si trova tra la statale 190 e la A19. Un danno da 150.000 euro, un attentato, un avvertimento, ancora tutto da chiarire. Il direttore tecnico del cantiere, Sebastiano Anastasi, ha presentato denuncia ai carabinieri. Sono amareggiato, ha detto, non riesco a spiegarmi il perché di questo atto vile nei confronti di chi cerca di costruire un futuro migliore per i propri figli nel rispetto della legalità. La ditta è una delle tante che dal 2019 sta portando avanti lavori in subappalto per conto della WeBuild, il colosso delle costruzioni. Preoccupato il sindacato. La filiera CGIL di Catania condanna episodi gravi come quelli accaduti ieri nella Bicocca Catania. Episodi che destano preoccupazione, soprattutto alla luce di un crescente numero di appalti pubblici e soprattutto alla luce di un nuovo decreto degli appalti che dal 1° luglio non concentra il tutto anche sui subappalti. Bisogna che i protocolli d'intesa che sono previsti in prefettura possano essere estesi a tutti i settori e bisogna far sì che nei subappalti ci sia più attenzione. Abbiamo paura che in una terra dove cominciano a girare soldi episodi come questi possano avvenire sempre maggiormente. Solidarietà dall'ANCE e dal presidente della Cassa Edile Gaetano Debole, che chiedono di alzare il livello di attenzione. Alla luce della mole di investimenti che si stanno facendo, chiedono anche un controllo militare delle aree interessate. La Procura di Caltanissetta ha aperto un'inchiesta sul suicidio della 32enne romena impiccatasi a Riesi dopo aver denunciato il suo ex per violenze e minacce di morte. L'uomo era ai domiciliari con braccialetto elettronico, ma non è bastato per evitare il tragico epilogo. Riemerge il tema della necessità di maggiori tutele per le donne molestate. Adelaide Barbagallo. Qualcosa certamente non ha funzionato. Si è sentita sola? Non ha avuto fiducia nella giustizia? Era spaventata? Depressa? È una storia drammatica quella che arriva da Riesi, in provincia di Caltanissetta, sulla quale la procura ha aperto un'inchiesta. Perché Adela Gabriela Lingurar, rumena di 32 anni, si è uccisa il giorno dopo aver denunciato il suo ex per stalking e violenze. Lo stesso uomo, un connazionale di 26 anni, Razvan Barzoi, che aveva già fatto condannare a 11 anni di reclusione per violenza sessuale, stalking e minacce. Una condanna in primo grado che l'uomo stava scontando ai domiciliari e poi confermata in appello ad aprile. Ma Adela Gabriela il 28 giugno si è presentata dai carabinieri di Riesi per denunciarlo nuovamente. Violenze e minacce in pratica non si erano mai fermati, nonostante l'ex fosse ai domiciliari con braccialetto elettronico. Ritenendolo pericoloso, la Procura Generale di Caltanissetta ha reagito, chiedendo e ottenendo il 30 giugno il carcere, ma il giorno prima Adela non c'era già più, si è tolta la vita impiccandosi. Ma al di là dei reati, al di là delle pene, al di là di una riforma di diritto penale, deve comunque esserci tutto un insieme di altri organi che devono funzionare, perché la ragazza si è sicuramente sentita a parte sola, si è sentita soprattutto sconfitta da un sistema non giudiziario, ma da un sistema statale che non le è saputa stare vicino. È stato lo stesso uomo violento il 29 giugno, prima di andare dietro le sbarre, ad allertare le forze dell'ordine, dicendo che Adela voleva suicidarsi. Possiamo considerare questa donna vittima indiretta di femminicidio? Certamente era caduta in uno stato di profonda frustrazione, forse temeva che anche questa sua ulteriore denuncia non avrebbe posto fine al suo incubo. Oggi c'è un problema principale che è la solitudine e non è sufficiente l'inasprimento delle pene, ma è necessario secondo me soprattutto un controllo di queste pene. Un'altra donna, Adela, caduta nella trappola di un amore tossico. Sul suo profilo Facebook l'uomo si mostra innamorato e scrive: mia bellissima regina, mi hai lasciato troppo presto, ti amerò tutta la vita, non ti dimenticherò mai. Sarà ora la Procura di Caltanissetta a chiarire i contorni della vicenda, soprattutto per verificare il comportamento dell'uomo mentre era ai domiciliari e se ci sia stata qualche falla nei controlli.
Una donna di 44 anni è deceduta stanotte al pronto soccorso dell'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa per uno shock anafilattico conseguente a un ascesso molare. La donna, originaria di Napoli ma da tempo residente a Scicli, si era recata al pronto soccorso perché lamentava dolori all'arcata dentaria. Dopo che i medici l'avevano sottoposta a un TAC, la paziente è andata in shock anafilattico. Inutili i tentativi di strapparla alla morte. Situazione esplosiva nel carcere Pietro Cerulli di Trapani. Stamane sit-in dei sindacati davanti alla prefettura che parlano di promesse disattese. Laura Spanò. La situazione ha ormai superato il livello di guardia nel carcere Pietro Cerulli di Trapani. A lanciare l'allarme il sindacato UILPA e FPCGL. Da qui l'ennesimo appello al prefetto e ai deputati eletti nel trapanese perché intervengano presso il Ministero della Giustizia per sollecitare un adeguato aumento dell'organico. Stamane sit-in davanti alla prefettura delle due organizzazioni sindacali, con loro anche il deputato regionale Dario Safina. A Trapani 550 detenuti, 220 unità di polizia penitenziaria che poi al netto tra riposi e ulteriori servizi nell'arco delle 24 ore appena che 50 unità sono disponibili a garantire ordine di sicurezza e trattamento. Questo governo ci aveva promesso risorse e interventi nei confronti della polizia penitenziaria. Ad oggi abbiamo 28 pensionamenti a Trapani e non è previsto nessun aumento congruo, anzi in tutta la Sicilia ci hanno assegnato 159 unità a fronte di 155 unità che vanno in pensione, praticamente c'è stato un aumento solo di 4 unità. Ormai già siamo al punto di collasso, è un punto di non ritorno perché i numeri ormai non ci sono più al Pietro Cerulli di Trapani e quindi il personale ha bisogno di essere rispettato, di avere un manforte nei piani perché qui si parla di un agente per 80 detenuti. Questa è una battaglia che va sicuramente sostenuta e chiederemo ai parlamentari nazionali del PD di intestarsela, chiederemo loro in particolare di lavorare sugli organici della polizia penitenziaria perché non è possibile che ci sia un rapporto, come diceva il segretario della CGIL, 1,80 e questo anche, devo dire la verità, a tutela dei detenuti, per la qualità della detenzione, perché la detenzione non può essere solo repressione, deve essere anche riabilitazione, rieducazione, altrimenti smarriremmo il senso della nostra Costituzione. La manifestazione di Trapani fa il paio con una situazione analoga che si ripercuote un po' in tutte le strutture carcerarie dell'isola, da Palermo ad Augusto, dove si sono tenuti sit-in di protesta. In Sicilia mancano 1149 agenti penitenziari della regione, con il personale più vecchio anagraficamente, 50 anni di media. Situazioni difficilissime poi da gestire in quelle strutture prive di direttori, tra cui Trapani, Agrigento, Favignana, Gela, Castelvetrano, Piazza Armerina, Sciacca e San Cataldo. Situazione drammatica e gravissima poi invece nel carcere di Augusta, definito una polveriera. Nelle settimane scorse sono morti 2 detenuti per un lungo sciopero della fame. I carabinieri di Lipari hanno sequestrato un'area di circa 8.300 metri quadrati a Lipari, appunto nella località Vallone Bianco, e hanno indagato 2 persone ritenute responsabili di avere provocato un disastro ambientale mediante l'esercizio non autorizzato di attività di estrazione abusiva di pietra pomice, con l'aggravante di avere commesso il fatto in un'area sottoposta a vincolo ambientale e paesaggistico. Secondo l'accusa, i 2, una volta estratta la pietra, la raffinavano mescolandola a materiale terroso e di risulta, per poi commercializzarla presso cantieri edili dell'arcipelago eoliano e in altre ditte della provincia messinese. La storia riemerge dai fondali al largo di Pantelleria, ripescato un caccia intercettore precipitato durante la Seconda Guerra Mondiale. Il relitto era a una profondità di 30 metri. Vi mostriamo le suggestive immagini del recupero del piano alare. Torino De Mana. È rimasto negli abissi per 80 anni, ma dal mare riemerge una testimonianza della nostra storia, seppur dolorosa, visto che si tratta di un aereo precipitato a Pantelleria durante la Seconda Guerra Mondiale. In queste immagini, quel che resta del caccia intercettore Macchi C-202 Folgore, adagiato sui fondali ad una trentina di metri di profondità in località Mursia. L'operazione di recupero è stata realizzata dall'Aeronautica Militare, distaccamento aeroportuale di Pantelleria, dalla Soprintendenza del Mare della
regione siciliana e dalla Guardia Costiera. Del velivolo, individuato in fondo al mare nel 2010, era stata già recuperata l'elica tripala metallica prodotta dalla Piaggio, già esposta nella sede dell'Aeronautica Militare di Pantelleria. Nell'aprile scorso è stata realizzata anche una documentazione videofotografica in 3D che ha incluso anche il recupero del propulsore dell'aereo, un motore 12 cilindri invertito. Grazie all'intervento del terzo nucleo subacquei della Guardia Costiera di Messina è stato completato il delicato recupero del piano alare, reso possibile utilizzando un supporto metallico creato direttamente sul fondale e collocando alla base una serie di palloni per il conseguente sollevamento. L'operazione, durata 2 giorni, ha permesso di riportare in superficie il fragile reperto che conserva ancora intatte molte delle sue componenti. Tutti i reperti sono stati collocati nella base dell'Aeronautica Militare di Pantelleria per il primo trattamento di desalinizzazione. Poi verranno avviati gli interventi per il restauro e per la ricomposizione del velivolo che sarà esposto nell'hangar Nervi a Pantelleria. Facciamo una breve pausa subito dopo l'entusiasmo travolgente dei 40.000 di Messina per Tiziano Ferro. State con noi. Di nuovo insieme, quasi 40.000 spettatori ieri sera a Messina per il concerto di Tiziano Ferro, tutto esaurito al Franco Scoglio per un evento atteso da 3 anni che ha unito le generazioni. Francesco Triolo. Messina lo aspettava dal 2020, 3 anni, ed una pandemia dopo eccolo il ritorno di Tiziano Ferro, accolto con un tutto esaurito allo stadio Franco Scoglio dove sono arrivati fan da tutta la Sicilia e dalla Calabria. Quasi 40.000 persone su un palco costruito senza protezioni, molto scenico ed essenziale, progettato per consentire di avere quel rapporto personale col pubblico interrotto 6 anni fa. È stata un'emozione dopo l'altra ed un filo non interrotto, quello che lo univa a Raffaella Carrà. Una voce fantastica, piena di sentimento. Ecco, con lui mi sento bene. La scaletta, molto lunga, ha raccolto 20 anni di carriera, le immancabili Sere Nere, Non me lo so spiegare, Perdono e di nuovi classici, oltre 2 ore di musica che hanno entusiasmato, coinvolto, reso il pubblico protagonista. Perché la stessa malinconia di quando tutto torna indietro. I carabinieri del Rosso, che a gennaio hanno arrestato a Palermo Matteo Messina Denaro, hanno dato in beneficenza il premio ottenuto dallo Stato per la loro perfetta indagine che ha messo fine alla leggenda dell'imprendibilità del boss di Castelvetrano. Con il denaro del premio, 10.000 euro, sono stati acquistati 2 nuovi letti per la terapia intensiva di bambini malati di tumore e ricoverati all'oncoematologia pediatrica del Civico di Palermo. Un gesto di grande sensibilità e generosità che conferma quanto questo paese e la nostra regione abbiano ancora sempre ricchezza d'animo e attenzione ai bisogni di chi è più fragile. Fra i ROS in divisa, no? Accolti dall'entusiasmo dei bambini, il personale medico ha notato con commozione come dalla cattura di un mafioso già condannato per reati orrendi come le stragi sia nato un nuovo bene per la società. Anche se, diciamolo, i carabinieri del generale Angeloni, coordinati dal procuratore De Lucia per la cattura di Messina Denaro dopo 30 anni di inefficacia, avrebbero meritato dallo Stato di sicuro un premio ben maggiore.
Ci fermiamo qui, TG Sicilia torna alle 20, buon pomeriggio.